Terza giornata qua, Taglio di Po, Barbigi con l'amico Renzo. Ciao Renzo. Ciao, professor Maggi, buongiorno. Buongiorno. Allora, ieri abbiamo parlato della fiera di Rovigo, non abbiamo parlato del Censer, che c'è la fiera campionaria. Sì. Quest'anno tra l'altro abbastanza piena, 200 espositori, molti istituzionali, se vogliamo dire la verità, sì, più che commerciali. Cioè noi abbiamo la nostra provincia, purtroppo, e i numeri che sono emersi in due articoli dei nostri quotidiani, in particolare sul Resto del Carlino, hanno fatto emergere un dato, non mi nascondo di dirti che è veramente drammatico. Negli ultimi 8-9 anni abbiamo perso quasi 13.000 persone. Siamo arrivati a poco più di 233.000, eravamo 250.000 all'inizio del 2000. E sono stati assorbiti da chi? No, le persone sono andate via. Proprio sono partite. 13.000 persone in meno. Sì, io ho due figli in giro per il mondo. Pensa, 13.000 residenti in meno. Secondo me, se le istituzioni insieme alle classi imprenditoriali, cioè tutti, secondo me, c'è una chiamata alle armi, chiamiamola pure così, della nostra provincia, che nei prossimi anni o affronta questo problema o lentamente ci vedrà soffocare, perché tra l'altro quando vanno via i numeri crollano improvvisamente, 13.000 persone, è drammatico. Però in un momento di commercio oppure economia 2.0, abbiamo parlato che un 30% in questo momento già adesso è in mano all'e-commerce, sì, nel senso che praticamente Amazon, certo, eBay eccetera eccetera stanno portando via grossissima fetta, sì. E con la fortuna in questo momento che gli over 50, e noi ne facciamo parte, forse anche over 60, ancora comprano perché ha bisogno dell'oggetto, hanno ancora il negozio, però quando fra 10 anni i quarantenni di oggi o i trentenni di oggi che già comprano un 50-60% in più metteranno in crisi sicuramente il nostro. Allora questo è vero, è un ragionamento, diciamo che allo sviluppo della tecnologia il mondo ha resistito e quindi anche alla globalizzazione, però mi permetto di farti un ragionamento. Pensa, in provincia di Rovigo nella primavera del prossimo anno verrà aperto uno stabilimento nel comune di Castelguglielmo insieme al comune di San Bellino che occuperà 2.000 persone con punte di 2.500, 2.000 dipendenti solo in 3 turni, ed è Amazon. Come vedi, il mondo del capitalismo non esasperato, però il mondo del capitalismo, il mercato più che il capitalismo, determina vuoti e pieni e spesso l'una cosa comprende l'altra. Che cosa dobbiamo fare noi però? È la comunità rodigina che deve fare un'azione complessiva per creare nuovi posti di lavoro, e creare e mantenere è frutto del lavoro di tanti, dal dipendente pubblico che è veloce nel fare la pratica all'amministratore intelligente che non perde un'occasione. E questo diciamo che noi manchiamo di questo. Però ben venga i 2.500 persone che impiegherà Amazon, su questo chapeau, non stiamo a criticare i ritmi, questo qua ci sta bene, però Taglio di Po, siamo a Taglio di Po adesso, fino a pochi anni fa, 20 anni fa circa, chi aveva un negozietto impiegava sua moglie, aveva la sua casetta in montagna, faceva studiare i figli eccetera. Adesso c'è stata questa moria, Taglio di Po che ha 8.000 abitanti, non c'è un negozio di scarpe, per esempio, ci sono 2 supermercati, hai ragione. Quindi non penso si possa ritornare, a parte che nelle città specialmente pakistani o altri hanno ripristinato i piccoli negozietti H24 e stanno lavorando. Infatti il mondo della produzione, il mondo del commercio sono sempre in evoluzione, ci saranno sempre problemi che troveranno anche sempre soluzioni. Il problema rodigino della nostra provincia è che deve imparare a fare sistema, mentre sembra che lo sport dei polesani sia osteria. Maggi che avevo un'idea, aspetta che rompemo le scatole. Sì, è vero, questo è perfettamente ragione. Il concetto peggiore è quello del guardare mai la novità, e quindi spero che questa nostra rubrica svegli un pochino i nostri concittadini e dica: ragazzi, dobbiamo tirare su le maniche, altrimenti il futuro della provincia di Rovigo sarà un futuro marginale.
Ti faccio una chiusura su questo discorso, perché giustamente dicevi non si fa squadra, non si fa... Si rischia di non fare squadra. Non si fa in generale. L'unico paese che, e lo dico da tagliolese, sai quanto mi brucia, per un discorso di campanile, l'unico paese dove vede qualcuno fa qualcosa e vogliono non copiarlo ma vogliono superarlo è Portoviro. Sono convinto. È l'unico paese, ma forse Bergantino, ecco, guarda. Tant'è vero che il comune di Portoviro, che ha avuto la fusione fatta Nade con Tarina, è l'unico comune dove si è fatta la fusione. È vero, bravi quelli di Portoviro, e l'ho detto da tagliante, tu non immagini quanto mi brucia. Però bisogna riconoscere. Bravi, chapeau.